Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Cuffaro propone sorteggio per i manager della sanità. Il leader della Nuova Democrazia Cristiana, Totò Cuffaro, preso in contropiede dalle polemiche sulla campagna acquisti e sulla decisione di Schifani di nominare subito i manager della sanità, ributta la palla nello schieramento di chi lo attacca e con una dichiarazione spiazzante ed ovviamente non verosimile afferma di non essere mai stato a favore di una proroga. E per rendere la cosa ancora più surreale propone di definire per quelle postazioni un'ampia rosa di meritevoli e tra quelli effettuare un sorteggio. Se non può affidarsi alle clientele, ai cambi di casacca e al conseguente aumento dei voti, allora tanto vale affidarsi alla fortuna. Si presenta il patto Salvini-Lombardo. Oggi a Palermo verrà presentato il nuovo accordo tra MPA e Lega, o per meglio dire l'accordo tra Matteo Salvini e Raffaele Lombardo. All'Ars nascerà un intergruppo formato da 10 deputati regionali, ma la vera posta in gioco sta nel nuovo peso sulla scelta dei manager della sanità e delle presidenze delle province. Pare infatti che Salvini abbia promesso a Lombardo quella di Catania, con forte disappunto di San Martino. Incontro San Martino-Salvini, di che avranno mai parlato? In politica spesso si dicono bugie, ma a volte si esagera. Un comunicato ci informa che a Roma al Ministero si sono incontrati Matteo Salvini e Luca Sammartino, vicepresidente leghista della regione siciliana. Secondo il comunicato avrebbero discusso delle infrastrutture dell'isola. Appena ieri Salvini gli ha preferito Lombardo, cedendo a quest'ultimo pare la presidenza della provincia di Catania, e vogliono farci credere che invece di parlare di garanzie per restare nella Lega, San Martino gli abbia chiesto del ponte, ma ci facciano il piacere. Caos traghetti dovuto al blocco della magistratura. I sindaci delle isole minori siciliane hanno fatto appello ai governi nazionale e regionale affinché con urgenza si ripristini il servizio integrativo dopo 2 bandi andati deserti e soprattutto dopo la rinuncia di Caronte and Tourist a supplire fino a una soluzione definitiva a causa dei sequestri nei mesi passati di alcune navi su ordine della magistratura. Il clima di incertezza rischia di determinare un blocco degli arrivi nelle isole di materiale, cibo e carburante. Ci chiediamo sommessamente, ma dopo il blocco e l'avvio di un procedimento, perché la magistratura, data la gravità della situazione, non consente che le navi sequestrate possano essere comunque utilizzate? Com'è finita con la Cassazione in Sicilia? Il presidente Schifani nel corso di un convegno ha voluto ricordare che ancora si attendono le norme di attuazione per la Corte di Cassazione in Sicilia, già oggetto di formale proposta da parte della Regione al Governo centrale. L'articolo 23 dello Statuto recita infatti: gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione. Il 15 maggio del 2020, a firma dell'assessore Gaetano Armao, il governo Musumeci ha inviato a Roma le norme di attuazione. Bene ha fatto Schifani a chiedere che fine abbia fatto la proposta. Oltre 300.000 giovani in meno rispetto a 20 anni fa. Non è una regione per giovani. In Sicilia nel 2002 vi erano 1.220.000 giovani tra i 18 e i 34 anni, il 24,6% della popolazione. 20 anni dopo i giovani sono 910.000, il 18,8%, oltre 300.000 meno, e nell'intero paese in 20 anni i giovani sono 3 milioni in meno. Invecchia l'Italia e più velocemente invecchiano la Sicilia e il Sud. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.